Scatman's World. Ragazzi, siamo su Formula 1 2014 e l'inizio è di proprio disastroso, madonna, siamo a livello esperto, quindi il penultimo. Ho detto ma sì, facciamo subito le qualifiche, tanto insomma avevo giocato abbastanza l'ultima Formula 1 un attimo proprio per riallenarmi sul 14, ma chiaramente con i nuovi regolamenti, con il motore nuovo, il rombo dei motori fa che si rombo, le cagate del motore, veramente c'è un suono schifoso. Purtroppo è quello. Ecco, prima di cominciare comunque il tutto volevo veramente fare un in bocca al lupo con forza Bianchi. Purtroppo la Formula 1 era ormai strasicura, però c'è l'imponderabile, vabbè, insomma, io spero solo che ci deve essere un miracolo, però vabbè. Niente, siamo 18esimi, proprio qualificazione di merda, ripeto il livello è il penultimo, quindi comunque il livello duro, siamo con la Williams, ho scelto la Williams come prima scuderia e l'obiettivo è chiaramente andare in Ferrari o comunque sui top team. Prima pole position dell'anno per Nicolino Rosberg, Gigione Hamilton secondo, quindi 2 Mercedes già che dominano, Ricciardo, Vettel e poi via via tutte le altre. Ragazzi, andiamo, dobbiamo fare una super rimonta, speriamo. Vai ragazzi, prima gara del Comendone. Vai Fiore, andiamo. Devo assolutamente recuperare posizione, 18esimi, non va bene, voglio punti nella prima gara con la Williams. Attenzione. Vai, come cerchiamo di fare. Abbiamo guadagnato pochissimo. Mamma mia, subito sandwich Comendiano. Occhio, frena. Mamma mia, bagar pura. Va di bagar. Prova all'esterno, mamma che rischio, ma ci siamo. Siamo decimi. Bene, hai guadagnato una posizione. Siamo decimi, attenzione veneziano e nono. Mamma che rischio. Nona posizione, vanno bene anche punti la prima gara. Dai, la prima gara va bene tutto. Oddio. Vedi ragazzi, cazzo, veramente la macchina risponde in maniera completamente diversa adesso. Con la nuova Power Unit. Un casino ragazzi, un casino. Carburante normale, nessun ritiro dopo il primo giro e c'è Pippo Massa ragazzi, dobbiamo superare Pippo Massa, anzi bisogna abituarsi perché mi sembra tutto un altro gioco, cazzo, chiaramente io non mi alleno, non faccio niente, ma ragazzi chiaramente sta serie, cioè non prendiamola sul serio, vi prego, divertiamoci, cioè. Ma che ci sono una pipa, chi se ne fotte, divertiamoci insieme, fioi. Attenzione, chiaramente non possiamo cambiare. Una giornata senza pioggia per l'intero. Bene, mi fa piacere. No, ma mamma mia quanto devo ambientarmi, fioi. Quanto devo ambientarmi. Con questa Williams. Ma poi c'è dei tempi di frenata, tutto diverso, è più scorbutica la macchina, mamma mia. È strascorbutica, siamo con un motore Mercedes, non potremmo arrivare al cilindro, dai. Che paghiamo anche una qualificazione di merda, purtroppo. Nona posizione. Dai, come dai, andiamo a prendere la mano, va bene, la prendiamo insieme, siamo, come la realtà. Siamo dei debuttanti e dobbiamo ancora imparare a guidare la Formula 1. Punto e anche basta. Ma no, ma che sparo, ma è tutto diverso. Oh, c'è il Fonsino dietro. Mamma che fatica. Tenerla è dura, questo gioco l'ho preso solo perché sono riuscito a trovarlo a 25 euro, allora ho detto vabbè, a 25 euro ci stava, però è chiaro che stiamo aspettando tutti quello di gennaio che sarà nuova generazione. Ciao e sigla.
Abbiamo Button adesso, nono posto. Le vediamo anche, però non riusciamo a fare la Sì che Melbourne è anche una gara favorevole, bene. Siamo un bel inizio di merda. È che io non mi alleno, cioè io voglio giocare subito, voglio giocare con voi, non riesco a dire che mi alleno e poi registro, cioè voglio registrare punto. Dobbiamo stare anche attenti con il consumo di carburante, perché sto anno, insomma, almeno per le prime gare era un problema. In certe curve proprio non riesce a tenere la macchina, è impressionante. Siamo là, 2 secondi e 6, non perdiamo e non guadagniamo. Da Pippo Massa. L'obiettivo comunque è il 10° posto, va bene, insomma, dai, l'importante è stare nell'obiettivo. Nessun ritiro comunque per adesso in questo Gran Premio d'Australia. Prima tappa del mondiale. Gigione Hamilton, record di Hamilton. Dovrebbe cambiare gli pneumatici entro un paio di giri. Button mi ha superato, ma sono riuscito a tenerlo. Sempre 22 macchine in pista. Stiamo guadagnando però da Pippo Massa, stiamo guadagnando da Pippo. Speriamo che il livello è il penultimo. Mamma mia, cosa ho rischiato, vaffanculo, che errore. Non ci credo, Perez, safety car. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ora che la safety car è in pista non ci voglio credere, che casi. Subito la prima gara, Pioi. Oddio, se lo stavo andando a sbattere e mi ha colpito Perez in piena. Solo io posso fare ste robe, è ufficiale. Non ci voglio credere. E mi è andata bene che non ho fatto danni io, pazzesco. E avevo preso in pieno, ma d'altronde io ho sbagliato. Safety car. Già due ritiri come 2. Pazzesco, pazzesco, gara scoppiettante. Il Comendone è impazzito, purtroppo ho perso la macchina, l'ho proprio persa. E Perez ha qualche problema. E Perez per superarmi mi è proprio venuto in pieno. Non so come cazzo ha fatto, sinceramente non ho capito niente. Aspettiamo il dopo gara per capire. Io non mi sento responsabile. Io ho fatto la cappella, ma Perez non doveva centrarmi. Quindi è colpa di Perez, punto e anche basta. No, però l'ho capito. Cioè, mi sono sentito inculare in maniera devastante. Eccoci qua. Subito a colpi di scena. Ah, Dio santo. Veramente incredibile. In pratica io ho fatto un testa coda per salvare la macchina. Chiaramente ho rallentato. Il mio avversario era proprio dietro di me e mi ha centrato in pieno. Io però mi sono salvato, no? La macchina non dovrebbe avere problemi, teoricamente. Due ritiri intanto Perez, l'altro non lo so onestamente. Forse la safety car è entrata perché è stato un altro incidente dall'altra parte. Comunque un casino. Viva il vaneggio comendiano. La macchina è impossibile da tenere, veramente, veramente impossibile. Cioè, questa è la prima gara in assoluto che faccio, la faccio con voi in carriera. Non era in programma da prendere Formula 1, ma 25 euro sinceramente ho detto da 50.
Ci può stare. È proprio tradizione. A Melbourne, prima gara della carriera, becco sempre safety car. Questa Williams Martini Racing. Dobbiamo capire anche quando andare ai box, perché ci sarà un traffico secondo me. Ma che incidente, ragazzi. Innescato da un mio testacoda. Ah, Dio mio. Tieni la posizione, non sorpassare. Non sorpassare in regime di safety car. Probabilmente la safety car entrerà in questo giro, teoricamente. Sarebbe bello cercare di superare almeno 2 o 3 macchine, vediamo. Le gomme sono messe insomma così così. La safety car tornerà ai box in questo giro. Ok. Tieni sotto controllo la temperatura dei freni e Va delle bene. gomme. Prima di ricominciare la corsa dobbiamo scaldarli di più. Dai, come? Ok, 2 giri anche, bene, bene, bene. Scena normale. Vai, via. Vai, come? Qualcuno è andato ai box, bagar, ci sarà bagar. Indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Vai, come? I commissari di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. Va bene. Abbiamo Alonso, Alfonsino e Pippo Massa davanti. Tanti sono già andati ai box, però vediamo. La temperatura delle gomme va bene. Ma sì, ragazzi, Continua così. non alleniamoci, chi se ne frega. Un po' difficile tenere la macchina comunque, veramente. A questo punto dovrei valutare se stare fuori un giro in più. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. A questo punto potrei andare adesso, che così non rischio. Dobbiamo fare punti, questo è l'obiettivo, almeno 10° posto dobbiamo arrivare. Ok, box, box, box. Veloci, ragazzi. Dai Williams, dai, dai. Vai, via. Bravi. Bravi, decimi. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. 11°, non ci credo. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. 11°, ho perso una posizione. Catroia. Attenzione Button, attenzione Button. La devo ritardare il più possibile. Bravo, come dai. Dai, come no. Sempre 2 ritiri.
sempre 2 giri, insomma, quindi sono messo bene col carburante. Gli ultimi giri posso spingere. Cazzo, 11esimo, ho perso una posizione, che nervi. Devo arrivare almeno 10º, fioi, porca troia. Ok, dai, come spingi come un drogato, dai, come. Io ho paura che sono andati tutti ai box, purtroppo, e so cazzi. Speriamo in qualche ritiro davanti. Perché se devo pensare a me, devo pensare a superare Vernia. Ok. C'è una vettura ai box. Ericsson, perfetto. 10º, vai. Però c'è Button. Ho optato per un set di gomme dure, ripeto, gomme dure. Si fa fatica, raga, si fa fatica. Però davanti c'è veramente la possibilità. Se faccio 2-3 giri positivi posso recuperare. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Devo solo prendere un po' i tempi. Devo prendere i tempi delle frenate. Un ritardo di soli 2 secondi, continua a spingere. C'è molto. Davanti c'è veramente casino, Dai, come. Hai un margine. Dai, uso tutto il cordolo. Che ti segue. Guida in modo pulito e non gli offrire opportunità di sorpasso. Dobbiamo sfruttare tutto il cordolo, tutta la pista. Spingi, Cube, spingi. Ci stiamo avvicinando un pochino. Giro record di Rosbiff, fastest lap di Rosbiff. Noi siamo a 3 secondi dai primi, però guarda che le Mercedes volano, però aspetto poi di usare il carburante elevato perché ce li ho a tiro, cazzo. Vernia a tiro. Stai calmo, non farti nervosire, come sono qua. Sono qua, cazzo. Ecco, non far ste robe, non sporcare le ruote perché vedi l'affanno che ho di quelli. Occhio, rallè, bellissimo sorpasso. Sei 3 posizioni indietro rispetto a Felipe. Bravo, posso arrivare anche ottavo se voglio. Il gap dalla vettura davanti a te è di meno di un secondo. Sorpassala nella zona DRS. Ci provo, vecchio, ci provo, ma stai buono, stai buono. Si parte subito con il botto, ragazzi, Buono, buono, sta presa bene, dai. Per essere la prima gara in assoluto su F1.14. Il Va pilota bene. che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Perché c'è Chiat e il rosso. C'ho fatica a tenerla, porca mignotta. Oh, 1.32. Dietro di te a meno di un secondo di distanza. Potrebbe cercare di sorpassarti. Facciamo girare leggermente meglio. Dai, DRS. Siamo attaccati, dai, dai. Quanto ho rischiato. No, l'errore comendiano. Tipico. Sei a meno di un secondo di Non distanza. aver fretta, dal pilota come non che puoi ti superarlo precede. qua. Prova a usare il DRS per superarlo.
Cazzo, almeno ottavi, un buon piazzamento, all'ottavo posto per cominciare, va bene. No, erroraccio colossale. Presa male anche questa. Oddio, forse le gomme hanno problemi? No, in realtà no. Allora, boh, forse sto mollando un po' io, non lo so. Ho Button che mi rompe il culo adesso però. Niente, è un po' scappato via Chiat. Ho fatto degli errori io. Button mi sta superando. Ok, tengo la posizione. Dai, che lo possiamo superare la Toro Rosso, cazzo. Tra poco provo ad andare con la miscela elevata alla fine di questo giro e vediamo. I freni hanno raggiunto la temperatura ideale. Mi fa piacere. Allora, vediamo cosa abbiamo, 2 secondi e mezzo di distacco forse all'incirca. No, meno, 1,8, bene. Dai vecchio, su. Giro record di Rosberg, fastest lap di Rosberg. Le Mercedes dominano leggermente. E adesso proviamoci. Prova a dare tutto e vediamo. Dobbiamo spingere come dei pazzoidi. Dai come. No, erroraccio. 2 secondi, ho perso 2 decimi, porca trota. Qua proprio inchiodato. Niente, rischio anche di perdere la posizione da Jenson Button, bene. Niente da fare, dai, nono posto, come prima gara assoluta in questo gioco, va bene, dai, livello esperto, quindi il penultimo. Ci sta anche, dai. E ripeto ragazzi, non prendiamo sul serio sta serie, divertiamoci, cavolo. I videogiochi servono a questo. Videogiochi, lo dice anche la parola stessa. Final lap ragazzi, siamo al final lap. Attenzione Button. Molto bene. Arrivano i primi 2 punti mondiali. Gara abbastanza emozionante con la safety car, casini. Potevo arrivare ottavo ma non ho ancora, devo ancora migliorare molto. Ma il margine di miglioramento c'è. Noi con una Williams possiamo arrivare anche quinti e sesti tranquillamente.
Va a vincere Nicolino Rosbiff, vittoria per Rosbiff, prima vittoria mondiale. Prima vittoria nel mondiale. Io mi piglio 2 punticini che fanno morale. Ok. 2 punticini mondiali, un buon esordio, dai, alla fine non male. Siamo partiti 18esimi, 9 posizioni guadagnate. Bravo come. Che sofferenza però, mamma mia, le mani no sudate. Ok. Questo podio è un risultato davvero convincente. Grazie, come questo podio, cazzo dici? I ritiri, allora si è ritirato Magnussen e Sergio Perez. Perfetto. Classifica piloti siamo noni. Posizione nel campionato E nei costruttori siamo al 4° posto. Buono raga, prossima gara. Sepang, raga, un saluto da Kumendon. Ve ne siamo. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.